cioè avevo voglia, avevo veramente tanta voglia di tornare a fare il mio lavoro, cantare su un palcoscenico, anche se senza pubblico, ma c'era un pubblico gigantesco fuori che guardava e ascoltava soprattutto. Sì, sono 30 anni, cara. Avevo 22 anni, quindi l'età più o meno degli altri big in gara quest'anno. Noi eravamo nelle giovani proposte, eravamo piccoli. Questo è anche un po' il segno dei tempi, di come anche è cambiato Sanremo negli anni, è mutato proprio geneticamente. Questo secondo me è molto bello, fa molto onore proprio anche al festival, il fatto di essersi rinnovato in maniera così profonda, no? È un po' il segno dei tempi, quindi ed è molto bello, per me è molto bello essere qui ancora, essere qui a giocarmela con loro, che sono così giovani, talentuosi e freschi. Hanno uno stile molto diverso e hanno aperto una strada, un'autostrada, ormai hanno, sono in tantissimi perché sono le nuove leve, la nuova generazione del cantautorato e comunque di artistica e della canzone italiana popolare. Quindi è certamente qualche cosa con la quale invece la mia generazione, le nostre generazioni devono fare i conti, perché ovviamente quando devi scrivere una canzone, che è poi quello che ho cercato di fare con Quando trovo te, è proprio questa summa, no? Cercare di fare qualche cosa che sia rispettoso della mia dignità artistica, di quello che sono stato, e cercare di trasportarlo in quello che è il tempo invece musicale che stiamo vivendo, quello che si ascolta intorno. E questo succede e si fa attraverso tentativi, studio. Quello che ho cercato di fare con questa canzone è proprio quello, cercare di scrivere una canzone molto ben radicata, penso, in quello che è il panorama contemporaneo, però con degli echi di quello che sono stato, con quella che è la mia esperienza, la mia tradizione, quindi un canto di un certo tipo, un modo di portare la voce che è mio soprattutto del primo periodo della mia vita. Ci sono addirittura in questa canzone, secondo me, degli echi dei Timoria di quel Sanremo del 91. E poi con una scrittura invece comunque che è invece molto moderna. Tutta la prima parte è una scrittura diciamo tipica di queste generazioni più giovani. La cosa difficile appunto era riuscire a fare qualche cosa che poi avesse un senso compiuto, e la difficoltà vera di questa operazione, che poi è una canzone, è proprio quella di essere riuscito a fare una cosa così e renderla all'ascolto qualche cosa di semplice, quando invece semplice non è per niente, perché è una canzone molto impegnativa anche dal punto di vista interpretativo e vocale, una canzone che crea grosse difficoltà perché copre un range di 2 ottave e mezza di estensione vocale e ha dei picchi, dei salti di ottava. Adesso sono qui a tediarti, però insomma è una canzone che è anche un esercizio ginnico vocale non indifferente. La genesi di questa canzone arriva da lì, non è stato un ripescaggio, è proprio il ripescaggio in sé che mi ha suggerito l'idea della canzone. Io ho sempre creduto in questo concetto dell'oblio salvifico, che è una cosa molto mia. Eh, io metto in atto, credo, penso un po' come tutti, la dimenticanza e il dimenticare per riuscire ad andare avanti. Quindi si cerca di dimenticare soprattutto le cose negative, le cose brutte, le cose che ci hanno toccato in maniera malevola. Però poi aprendo quegli scatoloni, mi sono ricordato appunto che ci sono anche molti ricordi, molte suggestioni, molte cose che mi hanno attraversato, che sono appunto anche quelle parole, quegli scritti, quei fogli di quando ero adolescente, piuttosto che le fotografie, che ne so, dei miei bambini quando erano molto piccoli, piuttosto che degli oggetti, insomma, cose che sono venute fuori da quegli scatoloni che mi hanno suggerito proprio l'idea della canzone, perché la canzone racconta esattamente questa cosa qua, racconta di come quei ricordi che noi fintamente dimentichiamo, quelli ricordi felici, quelle schegge di felicità, quegli sprazzi di felicità ai quali spesso diamo anche poco conto e ai quali facciamo anche poco caso, a volte io perlomeno li nascondo, li tengo dentro di me
li proteggo per non mischiarli con quella che spesso è il frastuono e il rumore della vita quotidiana, spesso il casino, no? E quindi li teniamo lì. E questi ricordi sedimentano e rimangono in pace dentro di noi e riaffiorano. A me riaffiorano spesso, riaffiorano salgono piano dalla mia anima, esplodono in qualche cosa che in quel momento in cui ne ho bisogno, in cui, come nella canzone, c'è un uomo che cammina in una come dire, città abbastanza inquietante e si vede che è preda come dire, di un disagio esistenziale profondo. A un certo punto si ricorda di una cosa e si ricorda che poi quella cosa che lo aspetta a casa probabilmente, quindi è una piccola cosa, è un gesto, è un profumo, è un odore, è una scarpa messa male del tuo compagno, della tua compagna, è lo spazzolino che non vorresti vedere lì. Le piccole cose di ogni giorno che dimentichi in quel momento arrivano e ti salvano la vita. Duetti, cosa bellissima. Io avevo una canzone che era rimasta fuori da un progetto bellissimo di qualche anno fa, che era Orchestra e Voci, ed era questa canzone. Una ragione di più. Una ragione di più è una canzone bellissima che è stata portata al successo da Ornella Vanoni, artista incredibile, scritta da un autore molto sottovalutato, secondo me, Mino Reitano, e anche dentro c'è, oltre a lui, c'è il fratello, c'è il grandissimo Franco Califano e altri, se non sbaglio. Quindi una canzone molto bella degli anni, come dire, nei quali ascoltavo musica attraverso una radio a valvole piuttosto che cantata da mia madre o in macchina quando facevamo i viaggi per andare in vacanza. Quindi nel momento in cui la musica entrava nella mia vita per non uscirne più. Ecco, è un omaggio a quella canzone, a quel periodo, e ho voluto sul palcoscenico un talento molto brillante, giovanissimo, all'età di mia figlia, pensa a te. Ho seguito il suo percorso a X Factor, parlo di Casa di Lego, di Elisa, e trovo che sia veramente una bella cosa, insomma, dare la possibilità a una ragazza così giovane di poter fare un'esperienza come questa. Io spero di riuscire a regalarle qualche cosa di bello. Mi ricordo un Sanremo, ero piccolo, ma non piccolissimo, e mi ricordo Anna Oxa che uscì vestita da uomo con una borsa e truccata in maniera molto mascolina. La canzone era un'emozione da poco e mi ricordo che, come sempre, guardavamo Sanremo seduti sul divano e davanti a una televisione, forse addirittura era ancora in bianco e nero quella volta, e mi ricordo l'espressione di mio padre quando vide Anna uscire vestita da uomo, no? Perché ancora era una cosa, come dire, era molto avanti come gesto, come cosa. E io lo guardò, lessi nei suoi occhi un imbarazzo strano, si girò verso mia madre. Mi ricordo quel momento lì, non chiedermi perché, però mi ricordo anche la potenza di quella canzone bellissima che ancora canto ogni tanto da solo, non te lo nascondo. Io trovo che questo qui sia un festival, secondo me, molto al passo con i tempi. Come ti dicevo prima, segna veramente un punto importante, un approdo. E le donne indubbiamente sono dei talenti, come dire, devono poter avere possibilità di fare quello che fanno tutti. E secondo me il fatto che sia così è perché le donne sono cresciute molto, molto di più, in realtà, degli uomini probabilmente, perché le scelte non sono mai di genere. Io credo che Ama abbia fatto delle scelte artistiche, capisci? Non so se mi sono spiegato, quindi credo che sia una qualità artistica che è assolutamente centrata.